Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di Larino in provincia di Campobasso. Il comune si trova a 400 metri circa sul livello del mare e conta più di 7.000 abitanti. Le sue origini sono antichissime e testimoniate dai tanti reperti presenti sul territorio. Nel corso della puntata incontreremo il primo cittadino, il vescovo, scopriremo i canti, le tipicità, lo storico seminario, ma non aggiungo altro, mettetevi comodi, a voi Larino. Larino è una città importante, una città più antica di Roma e viene fondata da un popolo di origine sannitica che sono i Frentani. La città è talmente importante in quel periodo che diventa capitale del piccolo stato dei Frentani. Successivamente, con l'espandersi di Roma, diventa importante municipio romano. La storia di Larino è legata anche ad alcuni fatti, alla presenza di Cicerone a Larino per difendere un nostro concittadino, Cluenzio, accusato di omicidio. Anche nel Medioevo la città riveste la sua importanza, ha un bellissimo borgo medievale e non a caso il territorio bassomolisano nei secoli passati era indicato come il larinese, proprio ad intendere quel territorio dove la città più importante era Larino. La curia, la chiesa ha avuto un ruolo importante nella crescita della città di Larino. La diocesi di Larino è stato sempre un punto di riferimento per Larino ma per l'intero territorio. La città cresce intorno al Palazzo Ducale della famiglia Carafa. Ci sono degli importanti avvenimenti legati a questa famiglia e a delle vicende anche di sangue che poi verranno raccontate da Dumas in un suo romanzo che è Il Regno Insanguinato. Ecco, Larino era luogo dove si recava Dumas a trascorrere parte del suo tempo quando veniva in Italia. Così come il Mommsen, studioso tedesco di romanità, veniva a Larino, eseguiva i suoi scavi e a lui che si deve la collocazione di alcune epigrafi larinesi all'interno del Palazzo Ducale perché riteneva che in quella maniera sarebbero state preservate per sempre in quanto bloccate nei muri. Il gonfalone di Larino mostra un'ala, è il riferimento alla pianta della città romana secondo l'ipotesi più accreditata che sorgeva in una zona oggi nota come Montarone e che attualmente è il luogo dell'insediamento novecentesco. La tradizione religiosa di Larino è importantissima, bellissima la concattedrale, ma andiamo ad incontrare il vescovo della diocesi Termoli Larino. Noi ci siamo messi appena iniziato questo decennio nel quale siamo già quasi a metà. Ci siamo sintonizzati un po' sul progetto della Chiesa italiana, sulla sfida educativa e siamo partiti proprio dalla liturgia perché come fonte permanente di educazione alla vita buona del Vangelo, no? E in questi primi anni ci siamo un po' focalizzati il primo anno sulla celebrazione dell'Eucaristia, il giorno della domenica, poi sui sacramenti come gesti che educano alla fede, alla vita buona e quest'anno l'anno liturgico come itinerario e con Gesù per imparare la vita buona secondo il Vangelo. Ogni anno c'è una bandiera che riassume il tema, quest'anno per esempio è venite a me, imparate da me. Ogni tempo liturgico è accompagnato da una parola guida che io propongo a tutti i fedeli. Ho voluto proprio anche rendere significativo questo giorno per l'oggi, non solo come giorno della memoria, pubblicando il direttorio liturgico pastorale per la nostra diocesi. Qui custodiamo le reliquie di San Pardo, di questo vescovo che è il patrono di questa città.
alla quale questa città è profondamente legata. È veramente commovente vedere come i giorni della festa di San Pardo, perché si tratta di 3 giorni, si ferma tutto. Lo spazio e il tempo vengono come azzerati. Vivendo questa esperienza ho gustato veramente il senso della festa e anche mi è servito per comprenderla e riproporla agli altri, come questa signoria dell'uomo sul tempo e sullo spazio. Nei secoli trascorsi la presenza del vescovo è stata significativa per questa città. Non si può parlare di Larino senza parlare della funzione del vescovo, che ha dato impulso. Qui adesso ci sono 2 grandissimi edifici che sono i seminari, ex seminari, no? Ecco, uno di questi proprio in questa circostanza del 450° del primo seminario abbiamo voluto ristrutturarne una buona parte per renderlo come seminario del popolo di Dio. E da quando l'abbiamo aperto veramente è un susseguirsi di incontri, non c'è un weekend che non sia utilizzato questo luogo a livello giovani, catechesi e così. Larino, proprio per questa sua storia, per questa sua identità, l'abbiamo resa come il polo formativo e culturale della diocesi. Della diocesi di Larino abbiamo notizie già nel IV-V secolo, no? Cioè di quella di Termoli nell'VIII-IX secolo. Però è anche giovanissima, perché la diocesi di Termoli-Larino ha 28 anni di storia. Ed è bello, no? Da parte gustare e riaccogliere questo patrimonio, che è la nostra storia, che è il nostro diciamo DNA, e anche vivere nell'oggi della Chiesa. Questo primato, se chiamiamolo così, che oggi celebriamo, no? Questa memoria del primo seminario della cristianità, in fondo che cosa racconta? Racconta di un vescovo che ha avuto la premura di fare quello che la Chiesa di quel momento voleva e l'ha fatto subito. È una sfida per noi, no? Di entrare nell'oggi di questa Chiesa, della Chiesa del dopo concilio, ma della Chiesa di Papa Francesco e anche concretamente della Chiesa italiana e del suo cammino. Andiamo alla scoperta dell'itinerario del gusto, a voi i piatti tradizionali di Larino in provincia di Campobasso. Questa è la tavolata dell'anno dell'Arinese che ho ideato e organizzato insieme agli amici dell'Ecomuseo Itinerari Frentani. La tavola è stata allestita grazie alla collaborazione dell'associazione Molise Gourmet. Abbiamo ordinato i piatti, i prodotti secondo il ciclo della natura a cui i frutti della terra sono collegati. Ad esempio gennaio, il mese con il freddo asciutto che è ottimale per la stagionatura dei salumi, e quindi vediamo la famosa ventricina, le sopressate, le salsicce di fegato e di carne. E la pampanella, ecco un prodotto che è dell'Arinese, di San Martino in Pensili, un paese del circondario. Non c'erano sistemi di conservazione della carne, allora veniva preparata in maniera particolare, condita con spezie come aglio e peperoncino. Continuiamo questo percorso dell'anno e arriviamo a febbraio con le chiacchiere, i dolci che sono anche in altri centri italiani, e l'associamo alla Larinella, che è il simbolo della mascotte del carnevale larinese. Andiamo a marzo, ecco le verdure di stagione, Sinapis arvensis, cicorie, bietola selvatica, crespini, tutte verdure che si trovavano spontaneamente. In questo mese le tavolate e gli altari di San Giuseppe. Tra le portate di magro, perché si svolge in periodo di Quaresima, abbiamo la pezzente, una minestra di legumi. Ma nella tavolata e negli altari è caratteristica anche i cosiddetti maccaroon di San Giuseppe, che sono dei bucatini conditi con mollica fritta e a Larino con 13 ingredienti. Venivano mangiate con le mani tradizionalmente e avevano un valore simbolico molto profondo.
4 dei 6 percorsi tratturali che interessano il Molise riguardano il Molise frentano, il larinese, e l'ultimo sabato d'aprile a Santa Croce di Magliano, uno dei centri del larinese, si produce questo favoloso formaggio. La treccia di Santa Croce di Magliano è chiaramente un prodotto tipicamente legato alla pastorizia. Abbiamo questi favolosi pecorini che sono prodotti da ditte che sono storicamente, tradizionalmente collegati a questo antichissimo rito della transumanza. Ecco che allora in questo mese è il mese anche della Pasqua, con i famosi dolci, la pigna, il fiadone, i cosiddetti taralli e tutti prodotti collegati ai riti pasquali. E arriviamo alle cicorie cotte con le fave, quindi ecco che la stagione offre dei frutti. Maggio a Larino è un mese incredibile, la natura si riveste di fiori, il verde delle campagne eccezionale, gli uccelli, tutto che esplode in una risurrezione incredibilmente visibile. E allora abbiamo una festa del santo patrono di San Bardo, ricorda l'arrivo delle reliquie secondo la tradizione cristiana, 120 carri addobbati con dei fiori. Sfilano trainati da buoi per le città di Larino, sul timone un ramo d'olivo addobbato con fiori e scamorzelle, e celebra questa festa il territorio. I carrieri tutti insieme, notte, a tarda notte consumano insieme le seppie con i piselli, in cui il mare incontra la natura della terra. E arriviamo a giugno-luglio, il mese della mietitura e quindi i prodotti della panetteria, i cavatelli e soprattutto qui vediamo quello che noi chiamiamo l'acquasala. I mietitori consumavano l'acquasala in una delle 5 mangiate che facevano ogni giorno. Ora andiamo al mese di agosto, che noi lo dedichiamo all'America. Le pannocchie noi lo chiamiamo grandigne, grano d'India, i peperoni, pepe d'India, i pomodori, anche preparati da un'azienda larinese di prodotti biologici, la passata di pomodoro, sono tutti frutti collegati all'America, quella scoperta che ha cambiato paesaggio e dieta. Settembre è tempo di migrare, ritornano i pastori dalle montagne e ci portano questi bei prodotti, pecorini, caciocavallo, la manteca, che era un formaggio che era ripieno di burro, un metodo di conservazione, il burro così poteva essere conservato. E arriviamo ai vini favolosi. Montepulciano sicuramente il vitigno più diffuso, i vini bianchi del Trebbiano, ma soprattutto il Tintilia, praticamente ottenuto dall'unico vitigno strettamente molisano, dai suoi sentori di frutto di bosco. Noi lo accompagniamo con le pallotte cace e uva, un prodotto della transumanza, pane, mollica di pane insieme a pecorino, uova, prezzemolo e aglio. E torniamo a settembre con dei prodotti come il baccalà fritto e il sedano, che sono i prodotti che caratterizzano un mercato del pellegrinaggio alla Madonna della Difesa di Casa Calenda, dove tutti i larinesi a piedi si recano la 4ª domenica di settembre. Questo piatto esprime il legame antico dell'Arinate con l'olivo. Si chiamano căppette, e pane passato nell'olio bollente e nel peperoncino, la contaminazione data alla scoperta dell'America. Căppette deriva dal termine latino cuppedia, l'eccornia. Ma viaggiamo diretta adesso a dicembre con la pasta senape alici della vigilia, il capitone arrosto della vigilia. E poi abbiamo i dolci con il miele, le rosacatarre, le caragnole, i calcioni ripieni con pasta di ceci e i mostaccioli ricoperti di cioccolato, per finire con le lenticchie, un auspicio per un futuro ricco che noi abbiamo già ricevuto con la bellezza della vita e con una splendida natura che abbiamo ricevuto in dono da Dio. Ci troviamo nella sala panel dell'Arsiam di Larino ed è l'unica sala panel riconosciuta in Molise dal Ministero. In questo laboratorio noi effettuiamo le analisi organolettiche per licenziare gli oli molisani alla DOP Olio Molise. In questo particolare scorcio vediamo una cabina dove gli operatori, gli assaggiatori professionisti esercitano la loro abilità
per riconoscere i pregi soprattutto di un olio. Tra i tanti profumi di questa terra primeggia il profumo dell'olio extravergine di Larino, in particolar modo della varietà gentile di Larino, dove il profumo di carciofo la fa da padrona. Il gusto amaro e piccante di quest'olio ci ricorda fortemente il frutto di origine. Il periodo romano di Larino è ben rappresentato dal bellissimo anfiteatro, dalle terme, dai mosaici, ma per saperne di più diamo la parola all'archeologo. Larino ha una lunghissima storia alle spalle, la stiamo ricostruendo poco a poco, pezzo a pezzo, con quello che è rimasto, che si è salvato alle ingiurie del tempo ma anche alle ingiurie degli uomini. Quello che vediamo ora, l'anfiteatro, conteneva 11.000 circa spettatori, fu costruito in epoca Flavia, diciamo alla fine del I secolo d.C. e questo edificio così grande, che fu finanziato da un personaggio di origini larinati, senatore, dimostra quanto ricca, quanto vivace fosse questa città. Sorta all'incrocio di strade importanti, l'anfiteatro è l'emblema della città antica, della città dell'epoca romana. Un edificio colossale, costruito un po' in laterizio, un po' con paramento in opera reticolata, l'edilizia nobile. Conserva l'iscrizione che nomina il personaggio che l'ha finanziata ed ha la caratteristica di essere per metà incassato nel terreno, e per realizzare questo edificio si rese necessario sbancare la città che già c'era in questa parte. E infatti quando noi abbiamo scavato l'anfiteatro abbiamo trovato una piccola necropoli di VIII secolo a.C., abbiamo trovato delle strade di IV secolo a.C. distrutte dall'anfiteatro stesso, che ebbe una vita abbastanza lunga, ma già nel suo periodo di funzionamento, che durò per tutto il II secolo d.C., per tutto il III secolo d.C., subì molti restauri. Annesso all'anfiteatro c'erano le terme, chiaramente, dove c'erano tante persone, magari venuti anche dai centri limitrofi più o meno vicini, c'era bisogno di strutture di questo genere. Larino ne aveva parecchie di terme, proprio degli abitanti, e le terme dell'anfiteatro erano molto grandi, molto ben costruite. Quella parte che è rimasta visibile è pavimentata in bellissimi mosaici, bicromi e policromi, con animali fantastici, con animali marini, con motivi geometrici, insomma diciamo che somigliano molto ai pavimenti della capitale, ai pavimenti di Ostia, ai pavimenti anche della Pompei romana. Su tutto questo l'uomo ha costruito tutto quello che è venuto dopo, compresa una bella villa che si trova proprio sulle terme dell'anfiteatro, che lo Stato ha acquisito perché possa ospitare il museo della zona frentana. Molte case signorili sono pavimentate in mosaici policromi. Ne abbiamo due eccezionali che troviamo sull'Enciclopedia dell'Arte Antica, per intenderci. Uno è il mosaico della Lupa, con la scena famosissima del pastore che dall'alto di una rupe scopre appunto la lupa che sta allattando i gemelli, ed è un mosaico conservato veramente benissimo. E poi c'è l'altro mosaico, mosaico del leone, che è un po' più semplice ma altrettanto bello, altrettanto accattivante. I mosaici di epoca romana di Larino li ritroviamo da qualche tempo anche sui tessuti. Sono qui per presentarvi la mia linea di tessuti Tessera Infrentanea Design. È una linea di tessuti d'arredo realizzati, diciamo, artigianalmente con dei vecchi telai a liccio, i cui disegni riprendono i disegni dei mosaici presenti qui a Larino. Qui per esempio abbiamo un particolare del mosaico situato nel nostro Palazzo Ducale. Sono, diciamo, tessuti che permettono di avere nelle nostre case dei pezzi di storia del nostro glorioso passato. Noi siamo a Larino in occasione del 450° anniversario dello storico seminario. Andiamo a saperne di più con il signor Giuseppe, direttore dell'archivio diocesano.
Questo archivio, tra i più interessanti, raggruppa due sezioni, cioè la sezione della ex diocesi di Larino e quella della ex diocesi di Termoli, ed è nata pertanto l'attuale realtà di Termoli Larino. Tra la documentazione più importante c'è un fondo dei sinodi che parte dalla seconda metà del Cinquecento e arriva fino agli inizi del Novecento. Si conservano diverse pergamene della prima metà del secondo millennio, tra cui una di Papa Lucio III del 1181 che tratta dei confini della diocesi di Larino. Quindi questo archivio sorge nell'Episcopio, che è posto a fianco alla cattedrale. Qui accanto c'è il Museo Diocesano, che è stato inaugurato recentemente, però in forma provvisoria. Sono già disponibili 3 grosse sale in cui sono poste tele e statue del 600, 700 e 800. In una di queste sale abbiamo recentemente inaugurato una mostra documentaria sul seminario filosofico teologico di Larino, primo al mondo subito dopo il Concilio di Trento. Quindi il vescovo di Larino, Monsignor Belisario Balduino, che partecipò al Concilio di Trento, subito dopo la chiusura dei lavori conciliari di Trento, appunto fece ritorno a Larino e riuscì ad aprire questo seminario il 26 di gennaio del 1564. Quest'anno stiamo celebrando il 450° anniversario di questa prestigiosa istituzione che nei secoli XVI, XVII e XVIII e anche XIX raggiunse pure un livello di qualità altissimo, tanto da ospitare alunni non soltanto della diocesi di Larino ma di tutte le diocesi viciniori. Per questa occasione abbiamo presentato anche una mia modesta monografia dal titolo Il Seminario di Larino primo della cristianità. Questa monografia comprende in modo particolare le vicende che hanno portato alla scoperta del primato mondiale di questa istituzione. Papa Giovanni XXIII, in un suo studio giovanile pubblicato a Bergamo nel 1939, sugli inizi del seminario di Bergamo e San Carlo Borromeo, traccia pure una nota sui primi seminari sorti nella cristianità. Nella cronologia che lui traccia, appunto, pone Larino al primo posto. La cattedrale di Larino ha una storia antichissima, però quella che conosciamo oggi è la conseguenza delle ultime trasformazioni. Nel 1319 Papa Giovanni XXII, Francesco Perrino costruisce questa meravigliosa facciata. Una facciata che oggi è nascosta dai tentaggi dell'impresa perché ha bisogno di restauri, è una pietra piuttosto delicata. Abbiamo delle immagini, diciamo, di repertorio. È una delle facciate più belle dell'architettura angioina, come si capisce dai segni che rimangono sulla facciata, da questa bellissima crocifissione dove si vede un angelo piombante che arriva in soccorso di Cristo. Ma soprattutto all'interno poi conserva un'architettura che fu trasformata agli inizi del Settecento dal vescovo Tria, ma che poi è stata ripulita delle sovrapposizioni barocche che in qualche modo ancora sopravvivono all'interno. Vi è un famosissimo altare con un trono vescovile di Lorenzo Troccoli, uno dei più grandi marmorari napoletani, che su commissione del vescovo Tria realizza tutti gli altari della cattedrale e tutti gli altari dei paesi attorno a Larino. Oggi abbiamo
quindi la possibilità di vedere a Larino un edificio che rappresenta la sua storia, dalle origini fino ai nostri giorni, con tutte le trasformazioni, con tutte le modifiche che sono avvenute nel tempo, e il luogo fisico che conserva la memoria storica della città. Allora io vi invito con la mia lingua, il larinese, a venire a visitare questa splendida città. Venite in Larino, perché si mangia buono, c'è sta gente allegra, c'è stanno feste belle ed è una terra tanto ricca e affettuosa. Vi voglio qui a Larino. Grazie. Quando saremo in quello, quando saremo in quello, lo biancoletto. Sono tante altre le cose da scoprire a Larino, la città merita senz'altro una visita. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Larino, viva la provincia di Campobasso, viva l'Italia, ciao e viaggiate in sicurezza. Aspettiamo a Larino tutti, grazie.